Amici bellini, c'è aria di nazionali, c'è anche un'arietta sono un po' raffreddata, ma non ha importanza, noi dobbiamo parlare dei nostri ragazzi, alcuni hanno anche parlato in intervista e poi c'è un sogno che io porto nel mio cuore e quest'anno, mai come quest'anno, è legittimo sognare, quindi cominciamo. Allora, amici bellini, permettetemi, sono un po' in ritardo, ma insomma ci sono notizie, ci sono rumors. È chiaro che impazza adesso la valutazione di Osimhen, si sta parlando. Mario Order, benvenuto sul canale, lasciate like. Per quanto è cresciuta la valutazione dei singoli giocatori, si parla di transfer market, che poi è un discorso che lascia un po' il tempo che trova, lo sappiamo che non si deve usare sempre transfer market per il valore dei giocatori, lo sappiamo, però è chiaro che tiene banco, no? La questione Osi, perché ha fatto una stagione straordinaria. C'è anche un nuovo sponsor per lui, mi dicevano gli amici abbonati, che io ringrazio sempre perché mi tengono aggiornatissimo, e si parla di questo sponsor che poi è uno sponsor inglese, è un nuovo, Osimhen è diventato un nuovo ambasciatore di Dettol Cool, si vede? Dettol Cool, che ci fa sapere l'ottimo odore falanga, insomma è una marca di prodotti, roba per disinfettare, ce l'ha anche lui, quindi tu dici vabbè, allora si sta preparando già ad andare in Premier League. Non lo sappiamo, è chiaro che il prezzo sarà alto, e ricordo, non posso non ricordare le parole di ADL, cerchiamo di fare tutto un discorso che si ricollega, le parole di ADL che quando gli chiedevano degli africani, lui diceva non mi parlate più di africani perché poi li pago io e poi li perdo, e quindi adesso non è africano, te lo vuoi tenere stretto? Osi? Mi sembra di sì. Ti è andata bene con l'africano Osi, ti è andata bene con l'africano Anghissà, eccetera eccetera. Quindi staremo a vedere. Si parla di Beto, si parla di possibili sostituti, si è parlato di Hollywood, non ci interessa al momento perché dobbiamo vincere il campionato e dobbiamo sognare in Champions, dobbiamo divertirci. È chiaro che mentre si sogna, mentre ci si diverte, c'è chi sogna in grande e sta girando questo schemetto. Questo schemetto è arrivato da tutti i social, insomma, un'eventuale possibile fantasiosa classifica finale con le ultime partite, e quindi se la Juventus fa così e se il Napoli fa così si perde, sempre considerando che hanno i punti che gli danno i punti di penalizzazione. Va benissimo. Allora, se è lecito sognare, io mi sono astenuto da fare bandiere con il numero 3 prima del tempo, però vedo che la città è in festa, vedo che si stanno divertendo, vedo che è tutto azzurro, e a questo punto a me sembra il caso di scatenare il pensiero positivo. Scateniamo il pensiero positivo, non è più una roba scaramantica, ma se quelli ci credono possiamo crederci anche noi. E se ci possiamo credere, possiamo anche divertirci con cose del genere? Voi me lo potete dire, mi potete dire nei commenti, perché ci siamo divertiti anche con gli abbonati che mi hanno suggerito un po' di slogan possibili per magliette celebrative, che potrebbe, non li metto ancora sul mio sito, non sono ancora disponibili, però Blue Navy, con il blu scuro, perché non c'è una maglietta di base con l'azzurro che dico io. Ditemi qual è la vostra preferita e suggeritemi nel caso anche nuove frasi, perché il ricomincio da 3 è un classico ed è un bellissimo omaggio a Massimo Troisi, e quindi il ricomincio da 3. Un'altra opportunità potrebbe essere la semplicità, scudetto, proprio con il 3 in quel modo, scudetto, una parola che noi facevamo fatica a pronunciare, scudetto. Dopodiché, ancora più semplice, Napoli campione, Napoli torna campione, Napoli è campione, il Napoli campione. E poi abbiamo i destini forti. Questo sono molto proud di questo, perché è anche un doveroso omaggio al nostro allenatore, i destini forti, uomini forti, destini forti.
e stanno dimostrando di essere uomini forti. Un'altra possibilità potrebbe essere il tutto per lei, che ovviamente si riferisce alla città e anche potrebbe essere molto importante. Poi mi era venuta un'altra idea, però qua sono un pochino, ho delle remore perché fare delle maglie o delle cose ai giocatori e poi il giocatore se ne va e uno ci resta male, ti resta la maglia, anche se io non ho, insomma, sulla maglia, vedi, là ci metto il mio nome perché preferisco evitare, però non mi dispiace essermi conservato una maglia col nome di Mertens, per fare un esempio. E quindi questa poteva essere secondo me una cosa carina. La vena, si vede Kvara, si vede, non sta scritto Kvaratskhelia, è un esempio di vena, cioè un esempio di come vogliamo la nostra squadra affrontare tutte le partite, e secondo me è sfiziosa, con la vena di Kvara. E poi ringrazio Tore Falanga che ci aiuterà anche nel finale del rebranding del possibile, perché arriviamo al discorso, perché è chiaro che quello porta al titolo. Secondo me questa pure è bellissima, perché finalmente con l'anno la società sportiva Calcio Napoli nel 2023, è il 2022-2023 ma si alza nel 2023, quindi non si fa, come ti permetti, dobbiamo vincere prima, non è ancora finita, non mi fido di quelli là rabbiosi con i falli di mano. Vabbè, avete ragione e sono d'accordo, sono il primo che sono d'accordo con voi, però il pensiero positivo, non posso sentirmi gente che fa cose fantasiose così, ci credono e noi che dobbiamo fare? Ci dobbiamo spaventare? Direi proprio di no, non ci spaventiamo e col pensiero positivo invertiamo questa cosa. Con il Milan vinciamo, con il Lecce vinciamo, loro col Verona perdono, con la Lazio perdono, chi te l'ha detto che adesso la Juventus? È perché giustamente a forza di cartellini, di fare non ha importanza, perché il Napoli quest'anno ha deciso di non guardarli proprio le situazioni degli arbitri, siamo più forti, pensiero positivo, non possiamo lasciarci andare, e i ragazzi hanno dimostrato si potevano lasciare andare a più 21, a più 18, a più 15, a più 12, a più 23, adesso siamo a più 19 o a più 15 e non ci fermiamo, anzi ci dobbiamo anche divertire in Champions. Quindi questo è quello che è successo, ma prima di arrivare a questo volevo segnalarvi che forse sto pensando anche a una live post nazionale italiana. Lo so, la nazionale italiana non ci interessa, gli unici azzurri che ci interessano sono questi qua, però c'è Di Lorenzo, c'è Politano, c'è Meret e mi fa anche piacere dare un po' di soddisfazione al capitano che mi ha ispirato il video per la maglietta facendoci vedere la maglietta. Adesso arriviamo a tutto, ma non sono solo loro, sono 16 in totale. Anghissà si deve fare 2 partite con il Camerun, Beresischi e Zielinski con la Polonia, Elmas con la Macedonia, Lobotka che si è incontrato con Hamsik, belle storie, Lozano, Ostigard, pare che Ostigard non incontrerà, cioè non ci sarà Holland, che poi deve incontrare la Georgia di Kvara, pensa un po' che storie incredibili. E poi abbiamo anche, no, quella è la fantasia, abbiamo anche Rachmani, Kim, Olivera, Osimhen, Kvaratskhelia e Simeone. Speriamo che Simeone possa giocare, se lo merita il ragazzo. Insomma, questa poi è la maglia che mi ha ispirato un pochino il video, perché secondo me è proprio bella questa maglia dell'Italia, se vogliamo. È chiaro che un grande sponsor eleva un pochino tutto, mi piacciono i bordini dorati, mi piace lo sponsor semplice dell'Adidas, le righe ovviamente vengono dallo sponsor, il nuovo logo dell'Italia non mi fa impazzire, però è bello il pattern sulla maglietta e Di Lorenzo sfoggia un altro azzurro. Io non lo sapevo, ma la figlia di Di Lorenzo, una delle figlie, si chiama Azzurra, è bellissima, l'ha chiamata Azzurra, è una cosa straordinaria. Quindi questo mi ha portato a pensare, visto che c'è un rumor che si è scatenato in queste ore, che parrebbe che non si rinnovi con la Lete. Ora non abbiamo notizie certe su quanto dura il contratto sulla Lete. L'ultimo rinnovo con la Lete, ci dice anche Guido, che è stato effettuato nel 2017, non sappiamo per quanti anni. Io posso immaginare la voce di De Laurentiis che dice alla Lete: tesoro mio, lo so che anche se avessimo il contratto, lo so che abbiamo il contratto, ma vuoi mettere una maglia con lo scudetto, vuoi mettere il tuo nome Lete con lo scudetto sopra, e allora i prezzi cambiano, caro mio.
la Lete ti potrebbe rispondere: ma quando siete usciti dalle coppe i prezzi non sono cambiati e io ho avuto meno visibilità perché siete usciti le altre volte o non vi siete qualificati in Champions. Oh Gesù, no, ma sto bene, chiamate il dottore. Ma tant'è, il mio preziosissimo collaboratore Tore Falanga sta lavorando testè, mi ha appena detto quasi fatto. Allora io volevo anche salutare gli amici del Club Napoli Lussemburgo, tra l'altro, ma queste sono storie diverse. Allora, Falanga il nostro Tore Falanga è un professionista, io sono un arraffone. Vi faccio vedere la mia, la cancello se mi arriva quella là, però vi faccio vedere un'idea della mia. Allora, ora fate conto che facevo conto che non è successo niente, perché ovviamente l'azzurro non è quello giusto, non ci sono dettagli, le magliette di calcio devono avere dei dettagli, ci deve essere Amazon dall'altra parte, addirittura qualcuno pensava Amazon come sponsor principale, però la Coca-Cola è diventato sponsor importante del Napoli. E perché non la metto in rosso, visto che la Coca-Cola ha questo predominante rosso? Perché la Coca-Cola in passato, lo ricordo con l'Argentina, ricordiamo che non ci sono gli sponsor sulle maglie delle nazionali, ma nelle maglie di allenamento c'era la possibilità dello sponsor, e ricordo un'inquadratura di Messi con la maglia dell'Argentina con la scritta Coca-Cola in bianco, e sappiamo l'Argentina può vestire blu scuro, può vestire bianco, si organizzano, e quindi loro non hanno deturpato i colori dell'Argentina con un colore rosso, nonostante quest'anno c'è del rosso che potrebbe esserci l'anno prossimo, madonna mia, la scaramanzia, potrebbe esserci del rosso da richiamare, ma invece no, l'unico rosso che vogliamo vedere sono quelle cose, è richiuso in un riquadretto giusto. Confermiamo l'idea di A7, c'è la possibilità, l'idea di mettere lo scudetto a sinistra, lo scudetto a destra, che faccia più logica, insomma, per avere un equilibrio visivo, no? Scudetto da una parte, scudetto stemma del Napoli dall'altra, con la scritta EA7 al centro, però lo scudetto al centro ti dà ancora più importanza, la scritta Coca-Cola lì, poi ci dovete immaginare anche MSC crociere sotto. Io già mi emoziono tantissimo a vedere questa cosa qua, e una cosa del genere io mi rivolgo al presidente. Secondo me oggi la media è 125 le magliette, se tu una maglia dove vinci lo scudetto la fai con la scritta, con lo sponsor in bianco, e la mantieni il più semplice possibile, secondo me, e lo dico contro i miei interessi, se la puoi mettere anche a 150 e noi ci facciamo i debiti, siamo capaci di non mangiare per un mese, di risparmiare su altre cose, sulla benzina, non usciamo stasera, non la laviamo la macchina, non andiamo a mangiare fuori, dobbiamo mettere da parte i soldi, perché tutti avremo una maglietta con lo scudetto addosso, perché il finalmente è proprio un'attesa che non si poteva aspettare più. E quindi secondo me, se, e dico solo se, perché poi sarebbe gravissimo deturpare la maglia più bella degli ultimi 30 anni, potenzialmente, perché c'è quello scudettino lì, con del rosso, con delle macchie che non ci azzeccano. Quindi gli amici mi fanno sapere, questa me la comprerei subito, è chiaro che la comprerei subito. Io purtroppo sul mio sito non la posso mettere, è piena di diritti d'immagine che non ho, e non posso mettere uno sponsor Coca-Cola sulle mie maglie, non posso utilizzare lo stemma del Napoli, per l'amor di Dio. Posso utilizzare il mio azzurro fluido sicuramente, e qualcuno magari si divertirà, magari non subito, magari aspettiamo la matematica, ne prendo una a caso, boom, Napoli campione, mica male, mi dovete far sapere se vi piacciono, perché è uno sfizio mio, mi sono cominciato a divertire ancora questa cosa, ma per questo è tutto logico, fa parte della logica, visto che c'è con fantasia, ma con fantasia già dall'inizio che si parlava di stiamo arrivando, e poi a gennaio comincia un altro campionato, e poi invece il girone di ritorno sarà tutta un'altra musica, e invece il gap è aumentato, quindi mo deve esserci un reverse totale, i nostri giocatori devono diventare scarsi, al posto che proprio scarsi, che nel senso non se li comprano più, quasi è una cosa positiva
se ciò dovesse succedere, perché Kvaratskhelia si dimentica come si gioca a pallone, Osimhen non segna più, quegli altri prendono gol a destra e a sinistra, Kim non sa marcare, Lobotka si scorda come si comincia a boffare di mozzarella e diventa più piatto di Ndombele, e succede tutto questo e il Napoli crolla tremendamente. Quegli altri invece che hanno dimostrato delle problematiche ogni tanto adesso risolvono tutte le problematiche e quindi ci superano e noi diciamo complimenti a chi ha vinto despite discorsi del genere, perché poi se mi volete parlare del campionato e il discorso del campionato scarso che ogni tanto vi ho fatto anche io, ma ve lo dico tranquillamente, dovete riguardare il campionato 2017-2018 dove il Napoli aveva fondamentalmente un paio di punti meno di quest'anno, era la Juve che aveva tutti i punti. Allora non è colpa nostra, cioè non è che noi stiamo facendo, perché sto leggendo questa storia, ma è facile senza avversari, ma scusa, ma è colpa vostra che voi sbagliate le partite con le piccole, con il Monza, con la Sampdoria, non è colpa nostra, noi stiamo facendo il nostro dovere da squadra che vuole vincere il campionato e ha un'andatura degna, ascoltatemi bene, degna di quella Juventus che ammazzava i campionati senza avversarie, e ogni tanto o il Napoli o la Roma cercavano di dare fastidio senza riuscirci. Poi il come è un altro paio di mani. Quindi il Napoli sta facendo il suo dovere. L'alieno viene perché la distanza è troppo incredibile. Allora vuol dire che tutto il calcio è un pochino sta in regressione, ma possiamo dire a livello globale, perché c'è più fisicità, c'è meno tecnica e quindi c'è regressione. Il Napoli invece mette gioventù, mette fantasia, mette quella consapevolezza che te la guadagni poi sul campo. Non è una consapevolezza data dal DNA e dalla storia dei vincenti in fase calante, no, sono i nuovi, sono incoscienti, vincono perché non lo sanno, sono i calabroni che non potrebbero volare e invece volano lo stesso. Questo è il Napoli. Quindi non mi venite a parlare che colpa, il Napoli non sta facendo niente perché non ci sono avversari. La colpa è vostra che non ci sono avversari. Noi stiamo facendo il nostro dovere, simile a quello che facevamo con l'epoca di Sarri, perché con l'epoca di Sarri arrivammo a 91 e non è poco. Il Napoli può arrivare a 91 quest'anno e può anche superarlo il 91, vediamo. E vi dico di più, se dovesse arrivare alla matematica e cominciamo a vedere Demme in campo, Zerbin, Gaetano, Beresischi, io vi dico che vinciamo le partite anche con Demme, Gaetano e Beresischi e Simeone. Ve lo scrivo qua sotto e non ve lo nego. Poi vedete, vengo dal futuro e facciamo le cose così. Tore Falanga, eccolo qua. Vabbè, io mi sento male. Comincio a mettere da parte i soldi. Sognare è lecito, non ci rovinate questa maglia dell'anno prossimo. Tore Falanga è un lavoro straordinario, è chiaro, guardate che bello, ha riutilizzato il pattern di quest'anno, perché ovviamente è una delle cose più belle della maglia di quest'anno. È ritornato a delle maniche dello stesso colore, senza quella cosa là, anche per dare un cambiamento. C'è Amazon, probabilmente dobbiamo immaginarci una cosa in mezzo, così mettiamoci un loghetto azzurro fluido, ma come se fosse Antani, e poi il collo nuovo con questi bordini anche sulle mani. È una cosa bellissima. I professionisti da New York, Valerio Fluido e tutto, sognare è lecito. Voi? Sembra una parrucca, ma non è vero, perché vedi, cambia. Ah, ma no, che meraviglia, io me li fai. Sono Saverio Asoli. Dobbiamo arrivare a 20.000 iscritti, di cortesia, perché questo è l'anno. Avete lasciato i like? Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.